Allora, prima di tutto vorrei fare un saluto a Giancarlo Lorenzi che sta passando un momento un po' delicato e a Perelli Patrick e a Verteghi che sono diciamo, i ragazzi che hanno composto la difesa fino ad oggi. Oggi era una difesa completamente ridisegnata proprio per il discorso delle assenze. Ragazzi che fanno parte comunque del gruppo come Paesani, Manuel Perelli, Mion che ha giocato benissimo e anche Manuel Perelli ha giocato benissimo. Sì, ci siamo chiusi molto bene. Inizialmente ho optato per un centrocampo un po' più tecnico che diciamo che poteva fare le due fasi, soprattutto quella di copertura, perché avevo visto dai video che loro comunque avevano un ottimo fraseggio e soprattutto in attacco con Maramao erano estremamente pericolosi, lui è estremamente tecnico. Eh, per cui ho pensato di mettere Cutrupi, Campanella sulle fasce, che comunque sono due giocatori sia tecnici che giocano sia a ridosso della difesa avversaria che sulla nostra. E per quanto riguarda la gara, loro molto bravi, al di là del risultato, sì, effettivamente si è accesa negli ultimi 5 minuti la partita, c'è stato un gol un po' così, un po' una carambola e questa punizione finale, non so chi l'ha presa di fascia, mi sembra Piras, dopo magari mettiamo il ghiaccio. Comunque sì, zona playoff, la prossima c'è il Cotton, diciamo un colosso. Vediamo un attimino, ragazzi, sempre gli stessi, insomma, spogliatoio abbastanza tranquillo e vediamo un attimino. Noi giriamo sempre come squadra, insomma, abbiamo titolari diciamo vari perché comunque giocano un po' tutti, ecco. Vediamo la prossima chi sarà disponibile.